Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo a Sant'Angelo Muxaro a Villa Gioiosa, all'interno del pub al piano sottostante che si chiama Rose and Angel. Siamo qui con i proprietari Tony e Carmelina. Allora Tony, ma come si fa a mangiare così bene qua? Perché noi puntiamo soprattutto sulla qualità e servizio. Questa diciamo è l'arma vincente. Alcuni mesi dell'anno fate in pub la vostra Villa Gioiosa. Certamente, perché sono due sale separate. Qua sotto si chiama The Rose and Angels e lo utilizziamo solo come pub. Vogliamo conoscere i ragazzi dei Telaio Magnetico qui per Generazione Non Stop. Allora, iniziamo e anche naturalmente mi dite un po' i ruoli che rivestite nella vostra band. Da questa parte il cantante. Sì, Carmelo Marchese. Allora, Carmelo, tu da quanti anni fai parte della band? Io so che, adesso non mi ricordo se ho intervistato la band tipo nel 2005, adesso non ricordo. Tu sei l'ultimo arrivato? Sì, l'ultimissimo, un mese, diciamo un mese. Ah, quindi sei dove... Fresco fresco, proprio fresco fresco. Tasterista? Alfonso, da 2 anni ormai sono trascorsi e sono passati velocemente. Per il tasterista sentiamo l'applauso! Io mi chiamo Alfonso Amato, sono il basso e canto. Grazie di essere venuti qua, Omar, e grazie a Tony e alla famiglia di averci invitato qui alla Villa Gioiosa. Il genere che apprezzi tu, quello che solitamente è quello che dici proprio a me piace questo genere. Solo uno, il rock. Pasquale, tu di ruolo. Voce del Pink Floyd e cori. Loro due sono i fondatori della band, gli altri niente, sono entrati man mano così pian piano. A Bendizio. Allora, tu sei Peppe Ciotta, la chitarra. Peppe Ciotta alla chitarra e poi si vede, si è riportata dietro. Stefano Smecca alla batteria. E Stefano Smecca alla batteria. Facciamo l'applauso. Si sono conosciuti all'età di... e hanno cominciato a suonare insieme. Conosciute nel 70 noi. Come avete cominciato? Suonavamo nello studio di suo padre che faceva il medico a canto nel 70 proprio. Mi dispiace per suo padre che appunto faceva il medico e doveva sentire voi due che insomma. Adesso suoniamo nello studio suo che fa il medico. Adesso suonate nello studio tuo che fai pure il medico. Però quando suoniamo chiaramente non lavoriamo, quindi non c'è questo problema di confondere le cose. Il genere che solitamente suonano i Telaio Magnetico. Generalmente il rock. Ok, rock, cosa intendete per rock? Noi spaziamo da Vasco, i Deep Purple, Pink Floyd, i Guns N' Roses, tutto quello che riguarda il rock, specialmente gli anni 70-80. Facciamo un applauso signori ai Telaio Magnetico. We're